Maledetto Sina, commenta ste telefonina, sbaglio sempre tasto per rispondere. A meglio che le vecchie di prima, che si alzava la cornetta e non c'era bisogno di fare altre cose. Pronto, chi parla? Che domandava. Casanino Sorino? E ci rispondeva sì, e si parlava. Lo microfono era davanti alla bocca e l'altoparlante attaccato all'orecchio. E parlavamo e sentivamo tutte cose senza problemi. Ora invece, quando ti chiamano, prima a trovare lo telefonino, poi a leggere qui è. E se non ci vede giusto, a mettere l'occhiale. Per rispondere, a premere lo tasto giusto. Pronto, non ti sento, spostati a destra. No, spostati a sinistra. E a fare 100 metri di strada per sentirsi meglio. Poi, prima di cominciare a parlare di cose serie, a fare menzura di sciarra per capire di quella curva che non si sente bene. Non sogno io, se tocca si è messo male, spostati. No, spostati tocca, io sogno messo giusto. E poi a gridare sempre per farti sentire, perché lo microfono ti arriva a metà faccia. Pronto? Chi parla? La deficiente dello comune. E che vuole? A FIFA la mazzita, gli è già intra che dorme, non si sveglia prima di domani. Sì, dorme tutto il giorno. Qui è? Ma quale voce? È la radio che parla. Che parli? Zittiti! No, lo disse alla radio. Ma me lo vuoi dire che parli? Pronto. No, non dica a lei. Ho spento la radio. Ma... Vuole parlare proprio con la mazzita? Aspettassi un momento che la chiamo. FIFA, che fa dorme? No. Che fa se indormiveglia? Ah, ma non lo vedi che stai sfilando? Pronto, lo sente che si sta svegliando. No, sfilando. Si sta svelando lo pigiama, che la svegliamo. Ma si può sapere qui è? No, non c'è bisogno di venire qua. Lei, mo sul telefono quando vedo qui è. Pronto? Pronto? Oh, ma che non c'è che parla? Ho spento, mi spagnava che ti vediva nuda. Ma sì, sogno vissuta. E ci aveva detto che ti stava tu svelando lo pigiama. Ah, fai bene, tu me la dire quando mi chiamano al telefono perché io così mi faccio pulita. Qui era? Una deficiente dello comune. E qui era? Ti disse una deficiente dello comune. Lo capivo, ma qui era? Ma che mi sciamare la testa di mattina, ti hai detto 3 volte una deficiente dello comune. E lo capivo, e io voglio sapere qui è. E chi non ti risponde più? Ma perché che fanno la conosce qui è? Non lo capivo. E non lo sa qui era sta deficiente? No, ti disse non lo saccio qui è sta deficiente. E poi ce ne sono tante di deficienti. E chi voleva? Voleva tia. Sì, lo capivo, ma chi voleva? Voleva tia. Ah, sì, lo capivo, voleva mia, ma chi voleva? Vuole venire qua a parlare con tia. E perché? Non lo capivo. Ah, che sei sordo? Non sogno sordo. Io hai le orecchie attuppate. E poi era la signora che si sentiva male. E allora ci diceva dalla signora che chiamava lo dottore. Si sentiva male allo telefono. Ah, io già chiudiva, così ci passavano tutte cose. Sicuramente aveva problemi di linea. E allora ci diceva tu di mangiare più picca. Perché chissà non è come mia. Che io posso fare la modella. Non ne fa svelate perché travaglia alla comune. Ah, allora
ancora la conosci chi era, sta deficiente? Se mi fa ancora queste domande cretine, ti rispondo che l'unica deficiente che conosco sei tu. E tu, che sei tu con mia? Che volessi tu dire che sono io deficiente me da ieri, ma non ti permettere manco di pensarlo, se no ti bevo fuori di Caino. Ehi, è che diventaste esperto tutta una volta. Vedi che se mi decido di togliere fuori di Caino, perché questa è casa mia. Me la lasciarono ma padre e madre quando morirono. Perciò, settete e tagliami come svelo. Bella pare, specialmente questa valigia che ti porta a presto. Ma vedi che io essere sempre pronta se mi chiamano a fare le sfilate. Ma E poi le robe me le è cangiare, perché se no mi s'allordano. ma senza che te le mente mai. E poi, con lo forte viaggiare che fa, si sporcano tutte. Che A se- che ti avessi tu fatto magari un solo viaggio. Ah, scusa, queste non sono cose che ti interessano, queste sono cose di femmine. Ma se ogni sera piglieremo a corcare, aspettare mezz'ora, prima che lebbere l'ulietto di tutte le robe che hai in sta valigia. Ah, oh, io me le hai sistemare, perché se no ste robe si muscioliano tutte. E poi l'indomani mattina l'annescere a rire per rimetterle un'altra volta in sta valigia. E certo, a così le robe le trovo belle stirate. Io te lo dessimi e tenere sempre pronta se tu mi chiamano. Ma cosa va a chiamare? Cosa va a chiamare? Oh, questa frase che mi dici sempre tu a mia mi sta facendo nascere lo senzio. Io te lo stai facendo nascere. Ma siete quando nasceste che ti manca, chi ti va a nascere? No, io veramente lo senzio ce l'avevo. Forse tu che quando ti presentaste con me me lo faceste perdere. Ha visto? Ha visto allora che non ha? Se già lo perdeste, come fate che te lo stai facendo nascere io? Che nasce stato uno? No, io hai un senzio unico. Con divieto di sosta. Lo tuo è un senso unico che ce ne scende, a doppia corsia. No, lo mio è un senzio unico che va sempre nella stessa direzione. A te ti funziona a modo tuo. Ah, sì? Quando le cose ti conviene, ragione. Quando la cosa non ti quadra, diventa... Pazza, demmelo che divento pazza. Ah, ci mancava tu solo tu a dire me la cessimi te. Ah, a ringraziare, però quando ti va a pigliare la mia pensione, io non ci sogno più, pazza. Io sogno con lo senso giusto che te la faccio pigliare, vero? E certo, in quell'occasione ragioni con il cuore. Ah, sì, perché se io ragionassi con la testa, io fossi pazza. Chi c'entra te desse che ragioni con il cuore perché lo fa per il nostro amore. Ah, lo vedi che diventi dolce quando si parla di soldi? E basta, mi sta facendo accanare la pressione per combattere tutti. Lo saccio che sogno sexy e che ti faccia accanare la pressione a 300. No, mi sta facendo accanare la pressione a 300 per combattere così. E tu vatti a travagliare così la pressione ti abbassa, a così ti va a spardere le tue sorti, invece di rita a spardare chi di mia. E come mi posso trovare lo travaglio sa combattere così? Perché su mi obbligasti a pigliare la badante. Ma io è più brava di mia per serve. Ah, ragioni, tanto è brava che serve a mia e a tia mi dà. Certo, una volta che è cara sfruttiamo tutte e due. Certo, ormai è diventata una necessità. Senza dirlo ormai non potremmo stare più. E meno male, se non solo avesse a nascere pazzo. Ah, allora è vero che mi consideri pazza. Se lo pensasse, non fosse ceso cottia. Io invece dico che tu lo pensi, però non me lo dai. Certe volte penso, ma perché mi hai messo cottia? E che risposta ti do? Perché a Mattia fino All'arrivo della mia pensione. a Mattia fino alla follia. Ah,
Lo vedi? Lo vedi che c'è in mezzo sempre la pazzia? Oh, a ringraziare Cognai a noi mi tocca combattere con te e mi tocca accordare di fino alle vezzi. Ma che dici? Tu sai che ti voglio bene. E senza di Dio... Non va a mangiare. Vabbè, va. Forse è meglio che mi piglio una pausa. Ah, perché? Che fa non dormiste stanotte? Ah, tu te ne prendi troppe di pause. Adesso siamo a giorno. Mangi, per decidere ti va a corche. Adesso alle 6 del pomeriggio. Ti va a fare la passiateggia, ti ricambi, mangi, te corche. Dimmi quando ci combatti con me. Quando sono alzato con custaio. D'ora lo giorno. Tutto questo è lo combattimento. D'ora lo giorno. E ora con te vedi che sono d'ore. E poi ne approfitto che c'è Pina. Sì, così mi tocca pagare a te e a Ida me te. Ma Ida è più brava di mia per servete. E certo, gli avevi fino a suo marito che mi dona lo stipendio e che è milionaria. Una volta che è qua, la sfruttiamo tutte e due, no? Certo. Magari alla creatura ci faccio pena. Allora, se parli di questa maniera, sei veramente pazza. Sì, io sogno pazza. E tu? Io sono una persona normale, come tutte le altre. Sì, infatti solo voi che vi sentite normali a ragionate giuste, mentre sbagliamo che ne chiamate pazzi. Ma che ne sapete? Che ne sapete della mia vita? Che ne sapete che gioca passaio? Io all'estero a travagliare, io faceva la sarta, mi sosiva alle 4 della mattina per cosere le robe per le ragazze che dovevano fare le modelle. Mi iva a corcare alle 9 di sera, stanca, morta, e non aveva manco lo tempo di pensare a me stessa. E non te le guadagnaste tu tutte queste grane che hai accucciato? Ah, beh, che se scordatelle. Perché queste sono sudate e strasudate con la mia salute. Ma che E gioco ci sono pure le risparmi di mio padre e mia madre. Ma che ne fare di tutte queste sorti? Ma non le puoi intestare a mia, che non si sa mai che cosa può succedere nella vita. Non ti preoccupare che io lo saccio che gioca a fare. Intanto sono salvata alla banca e so chiù sicure. Perché se ne te le dogni a te? Tu a 2 giorni te le vai gioche, ti basta la delega della pensione che ti feci, anzi ti basta e ti superchia. Sì, ma queste grane di pensione che mi fa pagliare, vedi che ci ha accampare tutte e ci ha dare pure lo stipendio a Pina. Ci mancasse altro. Vedi che anche sta pensione è sudata e strasudata con la mia salute. Dopo che mio padre e mia madre morirono, io restai solo all'estero e mi venne una forte depressione che stava morendo. Gioco me ne esce lo senzio e mi portarono qua in di mia. E allora quando ti conoscevo già una via tu ciò, a no che te lo fece perdere io. No, io ce l'avevo. Foste tu che me lo faceste perdere chiossà. Perché su te dessi di sé? Perché io non ragionavo più. E ora, grazie a mia, però, cominciaste a ragionare tanti tempi. Veramente tu mi stai ancora a chiossà. Sapeva tu che io era sola e ogni giorno veniva tu con la scusa se mi serviva qualche cosa. Poi pigliaste confidenza e mi cominciaste a domandare le grana per giocare. Veramente ti domandavo le numere per giocarle. Ecco quale grana? Che che mi prestava tu? Ah, visto che arriviamo all'oggetto dell'argomento. Poi a diventare mamece, io ti contai tutta la mia vita. E come finiste di contare Milla, ti fece la dichiarazione d'amore. Veramente me la faceste quando io ti dissi che aveva 80.000 euro alla banca? Pensi sempre allo male. Chissà fu una coincidenza, perché già mi stavo innamorando picca picca, mentre che contava. Sì, mentre che contava le sordi, sì. Mentre che le contava, a te all'occhio ti brillavano sempre chiossà. Era la luce dell'amore. No, era la luce delle sorde.
Ma possibile che io ti voglio bene e tu mi dire sempre male a parole? Ah, io te lo dissi che tu non picca di sopportare. Ah, come mi chiamano io e girare lo mondo con le mie sfilate. Ma un nagiere, cosa va a chiamare, cosa va a chiamare? Finché c'è vita, c'è speranza. E poi tu sarai geloso del mio successo. Vabbè, va, ha ragione. Me ne vai già in da che è meglio. Vedemmo questo modello alla francese con volo di aquilone. Aperta, Volevo parlare proprio con te. Ma lei chi è la deficiente dello comune? Io, oltre ad essere pazza, tu sei pure maleducata. Cioè, ma ce lo disse lei stessa un anno quando telefona che era la deficiente. Ma io non ho mai telefonato, sono venuta qua direttamente per dirti che non ti devi permettere di rimproverare a mia figlia per strada. E allora me lo dice una sta, che la prossima volta la vengo a rimproverare a casa sua. Ma non ti permettere, noi siamo una famiglia per bene e mia figlia non è maleducata come te per come l'hai trattata. E poi mio marito è un educatore professionale e sappiamo dare bene l'educazione ai nostri figli. E allora ce lo insegnassi bene l'educazione a sua figlia e la prossima volta ci dici che lo filmeno lo fa a lei e a suo marito. Ma mia figlia con le sue amiche non stavano facendo proprio un filmino, stavano giocando. No, ieri mi facevano lo filmeno e mi sputtivano. Dicello alla mammina cosa stavi facendo, Ma era dicello. solo per ridere. Io e la mia amica stavamo giocando con i telefonini. Ad un certo punto è passata lei. La mia amica ha detto: sta passando l'uomo della pazza. E ci siamo messi anche un po' a ridere. Poi la mia amica ha iniziato a registrare un video col telefonino e poi l'ha mandato nei nostri gruppi. Ha visto? L'ha sentito? Beh, che c'è di male? Ormai tutti in giro fanno dei filmini. Brava, giustifichiamola così i nostri figli, però poi ne pigliamo che giocano bene. Se questa è una minaccia non ti permettere e non dire più neanche una parola a mia figlia. E adesso sai che ti dico? Andiamo, perché abbiamo dato troppa importanza a questa pazza. Va bene, va bene. Che poi ce lo dico io che tu che hai fare, ti vado a denunciare. Va bene, vacci, ti vado a denunciare. che parli, mi fanno Sula? lo fermeno, no, tutto solo. Mi fanno. Che è successo? Leva, tu mi toccare, Ah, va, dai, No, dimmi che è successo? Dai, va te, Ah, levati, va, dai, no, ah, va, no. dai, facciamo pace. No, non ne faccio pace con nulla, levati. Basta ora litigare, dai. Mo, fammi una svelata a catetalegno, dai, Sì, dai. io la faccio dai. una sfilata, però tu stai fatto da mettere in arrivo, andiamo in avanti. E non ti preoccupare che Avanti. mi cemento io in avanti. Permesso? Scusate, la porta era aperta. No, veramente è brutta. Ha visto che con mi arriva pure lo pubblico? Ma lei chi è? Io sono l'assistente del comune Teresa Portabene. Speriamo che è vero. Perché non ci crede? Veramente ci spero. Guarda che sono proprio io Teresa Portabene. No, gli diceva che speriamo che porta bene per davvero e mi facesse vincere tante sordi allo lotto. Ah, Portabene è il mio cognome. Ah, mi pareva troppo bello che la fortuna veniva sino a Caingia. Ma lei non si preoccupi perché io sono qua per il bene di FIFA. Solo di già. Per lei c'è tempo, poi vediamo. Ma che bene di Brescia? Veramente un po' ce l'ho. Allora sa libertasse che sta venendo una deficiente. E a che ora verrà? Mi telefona poco fa e mi disse che sta venendo. Veramente poco fa ho telefonato io. Ah, ma allora chi è lei la deficiente dello comune? Io veramente mi sono presentata come l'assistente del comune. E durrottame di telefonino mi fece capire la deficiente del Ma comune. io te lo dissi che sei sordo. Non sogno sordo. Che
come sta ora, cara assistente? Bene, perché? E perché non mi disse che lei si sentiva male al telefono? Veramente io mi sono sempre sentita bene. Perché mi dici che si sentiva male? Gli te disse che era un disturbo di linea. Ah, ma quando vedo la signorina non aveva problemi di linea. E certo, non gli c'ho lo telefono. Ida può fare le sfilate con mia. Poi le facciamo le sfilate. Vuoi vedere allora come sfilo? Ho già visto, va bene così. Ma mi scusi, anche lei fa il modello? No, con precisione il monello. Mi scusi, potrebbe lasciarmi da sola 2 minuti con FIFA? Che sono di troppo. Avrei bisogno di parlare da sola con lei, sa, è il lavoro di ufficio. Va bene, 2 minuti però è turno. D'accordo. Scusate. Allora, FIFA, mi hanno detto che da un po' di tempo questo signor Nino vive con te. Ecco ce lo desse. E lo dicono in giro. Che è vietato? Assolutamente no, avere un uomo in casa a questi tempi fa moda. No, ma quali moda? Io già con tre babbiava, se moda. So che tu gli hai fatto mettere la firma nella delega della tua pensione ed è lui che la incassa e la gestisce. E a lei che ce lo desse? Sai, ho dovuto prendere delle informazioni su di te perché sei stata segnalata al mio ufficio come un soggetto fragile e quindi devo seguirti. Ah, mi vuole seguire? Allora va a fare le sfilate? No, poi le facciamo le sfilate. Adesso dimmi, ma tu sei sicura che questo signor Nino non stia approfittando della situazione? No, ma io mi vuole bene, anche se a modo sua. E io ci faccio pigliare la pensione. E tu, come vivi? Io avevo la delega, piglia le soldi, fa la spesa e mi dona tutte le cose. Però sì, hai bisogno di cose mie, me le vai a pigliare, hai una cosa mucciata. Quindi tu sei a conoscenza di quello che fa il signor Nino con i tuoi soldi? Certo. E sei sicura che non lo stia facendo per i suoi interessi? Ma quale interesse va avere che tu non ne avevi manco un sordo? Me lo auguro per te. Cioè, fa scadere le 2 minuti. No, sai, è che dovrei fare una telefonata urgente. Ah. Scusami un attimo. Pronto? Dove sei? Fammi vedere. E con chi sei? Io lo vedo che sei da solo, ma sposta il telefonino più a destra e ora spostalo più a sinistra. Che stai facendo? Inquadrati dall'alto verso il basso. E ora dal basso verso l'altro. Ok. E quando rientri a casa? Voglio proprio vedere questa tua brutalità. Va bene, d'accordo, ciao. Scusami, sai, era mio marito, mi preoccupo per lui. Ma perché si sente male? No, è che voglio essere sempre tranquilla e sapere dove si trova. Sai, è sempre meglio essere sicuri di quello che succede alle proprie spalle. No, e allora ci va a telefonare a Rere, perché ci disse, spostati a destra, spostati a sinistra, inquadrati dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto e non si scorda di dirci dietro le spalle. Ma non c'è bisogno, io mi fido di lui. Sì, Nino! Che fa finesco? No, veramente la signorina va a sfilare con mia. Poi la facciamo la sfilata. No, e allora io me ne vai già e ci vai a preparare le robe. Sì, va Vabbè. bene da India. L'ha vista in quale condizioni è? Secondo me avesse bisogno di un tutore. Ma perché non fa nominare a mia? Si sta spardando tutte le soldi che aveva alla banca. La vede quella valigia, accatta roba e viaggia sempre. Gli è fissata con le sfilate. A diventare pazza, a diventare. Ci vuole uno che ci amministra le sordi. Ma per fare questo c'è bisogno di una visita medica che attesti che FIFA non è in grado di gestirsi economicamente. E facciamoci la fare sta visita. Vediamo se ci riusciamo, però l'avviso, poi sarà il tribunale a decidere. Io faccio venire qua un nostro medico convenzionato. Ma lo può fare venere anche senza pacco. E che c'entra il pacco? Se vuole mandare un medico confezionato, basta che viene e non mi interessa, come è. Convenzionato vuol dire che lavora con noi. E lo facesse venere allora, prima che si
Parda tutte queste grana che aveva la banca. Io però l'avverto che con la mia collega non si scherza. Lei è un tipo molto severa e rigorosa nel suo lavoro. E allora ci piace come faccio sta sfilata? Brava, brava Fifa, sei davvero brava. D'accordo, allora io vado e faccio venire il dottore. Perché così senti male? Mi sento un poco di febbre e ci adesso all'assistente di mandare un dottore qua. Ah, allora era tu che ti sentiva tu male, no la signorina? Può darsi. Comunque, arrivederci, signora assistente. Ci vediamo, arrivederci. Ma Talia come mi stava componendo? Stava trasendo il piede sbagliato. Maria, lo sinestro porta sfortuna. Porta sfortuna. La badante di FIFA. Ha pure la badante. Alla mazzita non ci faccio mancare niente. Ma mi scusi, non c'è già lei che bada a FIFA? Ma lei qui è che si ammisca nelle cose dell'AGI? L'assistente sociale del comune. Ah! Porta bene. Che fa, la conosci? No. E perché la chiamaste per nome a lui? Ecco l'ha chiamato. Lo dicesti tu ora, porta bene. Sì, lo sale. Messo in capo la spaggia a destra. Porta bene. E lei crede ancora a queste sciocchezze? Certo che ci credo. Ma sono solo superstizioni stupide. Che vuole dire che sogno stupida? Assolutamente no. Ma facendo così si condiziona la vita. Ma più condizionata di chi da caiave. E da cosa è condizionata? Che ci pare facile combattere con una come a FIFA. E poi avevo un marito che è ben scimuneto. Comunque ora vattene a travagliare. No, sogno stanca morta, no, vuole travagliare. Ma mi scusi, che cosa è venuta a fare se già è stanca? Venne per cucinare, mangiare e poi si va a curca. E i piatti chi li lava? Ora viene suo marito Peppe e ci pensa Edgio. Ah, quindi lei viene qua solamente per cucinare, mangiare e andare a dormire? No, la notte si va a curca Indra, però non dorme qua. Io faccio che gioca faeggia. Mica la posso lasciare sola. E tu, Fifa, cosa fai nel pomeriggio? Io dormo. Di conseguenza la badante dorme pure. Certo, per forza fare che gioca faeggia, proprio per forza. E il signor Nino cosa fa nel pomeriggio? Che hai a fare? Una volta che tutti dormono, dormo pure io. Quindi questa casa nel pomeriggio è un dormitorio? Se vuole ci appusto anche per lei. No, grazie, io il pomeriggio lavoro a casa mia. Che dice, faccio fare la visita a tutti e tre? Non c'è problema, l'importante è che scrive che giocava a scrivere, va bene? D'accordo, va bene. Arrivederci. 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 Pronti a mangiare? Perdone, te l'hai detto mille volte che c'ha il piede sinestro, che porta sfortuna. E questo chi è? Lo quarto da visitare. Peppe, Sarebbe? il marito della badante. Sì. È suo marito. Purtroppo. Ah, quindi lui è quello che lava i piatti. Sì, ma mangia pure. E tutte con le sordi mia. Che sarebbero i soldi della pensione di FIFA che gestisce lei. Certo, a mangiare. 4 persone. Una volta che travagliano qua che fa? Non c'è da dare da mangiare. Lei scommetto che il pomeriggio, dopo che finisce di mangiare, va a dormire. No, lui mangia, lava i piatti e poi va a travagliare fuori. Un'eccezione in questa casa. Infatti è proprio tutto strano, mamareto. Quindi lei lavora fuori. Sì, faccio un lavoratore e travaglio sotto l'acqua e il sole, sì. Quando è nuvoloso però non fa niente. Non è vero, perché io travaglio sempre lo stesso dalla mattina alla sera. Va bene, ho capito. Inserisco pure lui nella lista. D'accordo, io vado. Arrivederci. Arrivederci. Ma perché va a fare bene lo dottore qua? Io avevo il piacere di fare una visita di controllo. E che andava a controllare? Andava a controllare se lo cervello l'avevamo a posto. Io l'hai a posto. Ma è vacante. Tu c'è la vacante che lo perdeste, lo diceste tu stessa. Ah, meglio lo conosco tu, invece che ti credi giusto e perfetto, secondo me mi lasci tanti dubbi. Arrivederci.
Tu e dove mi tenga puti mia. No, dico, a mia vedenna me l'hanno controllato il cervello. Di Dio c'è bisogno che si vede. Che è questo? No, proprio che è vacante preciso. Beh, non ti preoccupare. Meglio lo nostro vacante, che lo potevo vincere di cantanti così belli. Sì, belli. Da che giudetti che ci sbucca di veleno. Intanto. Beh, non te la pigliare, è una visita di controllo che lo comune fa gratis a tutti. E le cose gratis si vede che non si rifiutano mai. E come dici tu? Pina, Chi è? so se te so quello di in capo la seggia, ma ne già in a cucinare. Siamo nenne. Ma sei da cucinare. A proposito di cose gratis, che fine fecero le pantofole che non le trovo? E perché a mia la domanda? E perché non le trovo? E che in dato l'unico che ha un numero di pede uguale a che giumia per mentere telle. Se ma tu che ne sai, se a FIFA o a mia moglie ci allunga lo pede. A che sta età? E allora sei proprio berdone. No, può essere uno sviluppo ritardato. Tu ci sei ritardato. Magari mi fa capire che se ci allunga lo pede e se pigliaro le pantofole. Ma no, a tutte e due. A una sola, tua domanda c'è. E ci va domani se si ci allunga lo pede. Ma che fa? Non si vede. Io sono sicuro che te le pigliaste tutte. Lei sta bene di seconda mano. Ma che forma non si pantofole? Sì, nelle piede, nelle mani e nello cervello si mettono le pantofole. Ma che forma hanno? Allora, che fa? Non mi crede? No, non ti credo perché quando mi rubaste lo 100 mi avete giurato che manca avete stato tu. Invece poi scoprivo che l'avete dato allo secaledro, che do si mette davanti alla matrice a chiedere l'elemosina. Ma che c'entra? Ma che lo fu per beneficenza? Perché mi scheniva via le pantalone che ci cadivano. Ci attaccava lo lazzo e ci cadivano lo stesso. A mia mi fece pena e allora ci regalai lo 100. Che giumia, e che resta io senza? Ma tu te lo puoi accattare che hai le sordi di FIFA. Che do? Mi schenido campa di elemosina. E questo te che si mette a domandare non duce di una niente. E poi non ti detto lo solazzo. Manca caputo se sei normale o sei cretino. Ne uno è mangolato, io sogno come a tia. Va cammina, va, fammelo piacere, va. Comunque, visto che ancora non c'è niente di pronto, io vai e riscuto la mesata. E sbrigate che tua moglie aspetta le grana. Le sordi vanno sempre allo primo posto. Prima egge e poi si mangia. Ciò sordi circolano in questa casa e meglio è più mia, che mi posso fare qualche giocata in più. Permesso. Non c'è permesso, te ne puoi ieri. Buongiorno, caro Nenè. Ma lo giorno a te, Pasquale. Le tue castemme fanno male. Magari arrivassero uno di cui... Lo sa che ti manna tanta salute, Nenè. Dice che se le tenete la sua salute, non hai bisogno. E Don Vito non le vuole le tue salute, che vuole altre cose. Io ti disse ieri che per ora sorte non hai, stai aspettando che la mazzita me le dona e poi mi levo lo debito che hai. Ma non può venire che tutto lui a domandare me. E che fa? Non ti fa piacere vedermi che ogni giorno, Ma Nenè? che dici? Quando vi a tia mi guasto la giornata. E che fa? A questo lato io sogno. Se a così bello che mi fa venire da piangere, specialmente quando gira questa catenella. Già. Questo è un avvertimento di Don Veto. Che mi disse che quando parlo con la gente come Mattia ci fa vedere come ci stanno girando. E se tu non fa che tu dici dietro, poi la facci, sarà che da tua. E intanto ce la sbatte tu. E intanto io un avvertimento, e vabbè la faccio e ce lamento io. Ma se poi le conta, non si sardano, la faccia sarà che da vostra. Sei un pupeggio nelle mani, tu delinquente. Quando non vedo te prestare grana non ero delinquente.
ogni era io lo Pedro quando uccidesse Don Vito, le grana al qui presente grande amico mio Nino Sorino, ce le può prestare perché è una persona seria e paga. E tu faceste l'amico e lo boia e lo convincesti. Non ci vuole sapere convincerlo. Nenè, Don Vito gli è sempre predisposto a aiutare l'amici dell'amici. Approfitta assai però della gente che avete bisogno. No, che Giù effettivamente lo fa per carità, che è un uomo generoso. Sì, tanto è generoso, generosissimo. Che ora dei 1.000 euro che mi prestanno vuole 2.000. E come fu generoso vuole che lo siano anche l'altro qui. Ma io per ora tutte queste grana non l'hai. Nenè, ascoltami, te la vedere tu, perché a Don Vito le grana ci servono. E poi le grana a che ci servono perché voglio aiutare qualche altra persona che aveva bisogno come avessi bisogno tu. Ma c'ha dire a Don Veto che va a aspettare una rotecchia perché la mazzita si sta convincendo a dare meglio. Poi ce ne voglio tutta una volta. Che se non te lo posso garantire, nenè, non te lo posso garantire, però per la nostra buona amicizia ce lo posso dire, ce lo posso riferire e più tardi ti do la risposta. Ma non c'è bisogno di venire qua, me lo può dire anche per telefono. Sentite, che queste cose per telefono non si dicono le persone. Comunque, più tardi ne vediamo e ti porto la risposta. Nenè, se nello frattempo la tozzita ti dugna le grana, è meglio. Va bene, va tenne, va tenne. Ma che è normale? Che 2.000 euro che mi presta nell'arco di 6 mesi e ne vuole 5.000. Ecco, Don Vito non si scherza, ce l'ha da dare per forza. Purtroppo nascevo troppo tardi a FIFA. Ora è vedere che fare per farmi prestare queste grana che aveva alla banca per levarmi sta croce d'incontro. E meno male che era l'usuraio raccomandato di un amico. Buongiorno, desidera? Buongiorno, sono Bottone, il dottore. Bottone. Dottore. Dottore, Dottore. Bottone. Ho capito, ma non lo gridasse forte che se lo sente la mazzita se l'attacca allo pietto. In che senso? Nel senso che la mazzita è fissata con le sfilate di moda e Pido Bottone può essere un pezzo di una nuova collezione. No, mi manda l'assistente sociale del comune, la dottoressa Teresa Portabene. Mi ha detto che è stata qua e io dovrei fare 4 visite. Lei è uno dei 4. Veramente non hai di bisogno, il mio cervello è a posto. Questo lo dice lei. Ma perché? Lei che lo vede fuori a posto? Mi sembrerebbe tutto in ordine. Beh, vedo che è scherzosa. Il mio compito è portare serenità e buon umore ai miei pazienti. Caro amico mio, il sorriso allontana i fantasmi dal cervello. E per cui non ce l'ave? I fantasmi, caro amico, ce li abbiamo tutti. No, io dico per cui non have cervello, le fantasmi non ce l'hanno. Ma nel cuore, nello spirito, nell'animo, quando arrivano loro, ti prendono tutto. Per questo uno deve sorridere sempre, perché la luce del sorriso li spaventa e li allontana da noi. Ma lei che si vede, fermi dell'orrore? Ma no, sono una psichiatra. Il mio compito è quello di tenere la pazzia lontano dall'uomo. Solo dagli uomini, vero? Nelle femmine invece ce la lascia attaccata. Vedo che lei è un tipo molto allegro. E quindi non hai fantasmi. Se lei è sempre così, sicuramente no. Veramente ogni tanto sono preoccupato. Allora anche lei ha i suoi fantasmi e deve stare molto attento. Ma io però non ne ho visto mai. Si guardi bene attorno, perché sono lì, sono di vario tipo. Per esempio, ci sono quelli che ti bloccano e ti impediscono di pensare al tuo futuro, e ci sono invece quelli che ti fanno andare avanti, avanti, avanti nella stessa direzione, ma a modo loro. Io conosco le fantasmi che è con lo lenzuolo. E che è trasparente.
Diciamo che come similitudine potrebbe anche andare bene. Allora che dei miei fantasmi sono che del colore inzuolo, perché mi impediscono di vedere le numere che andano a nascere. Che dei FIFA invece sono che trasparente, perché Idra mi disse che va sempre nella stessa direzione e quindi la fanno ragionare a modo loro. E chi è questa FIFA? La mia fidanzata, che fa, la chiamo? No, prima dobbiamo completare il suo quadro. Ma perché mi va a disegnare le fantasmi? No, voglio capire di che tipo siano i suoi. Se so che con le lenzuola, a un momento la brocia e la faccio scappare. Ma non è mica facile liberarsi dei propri fantasmi. Per farlo bisogna lavorare veramente tanto. E allora me li tengo che mi fanno compagnia. Dottore, l'assistente sociale la fece bene qua per certificare che la mazzita aveva bisogno di uno che ci amministra le sordi che aveva. E questo sogno è. Ma lei con i suoi fantasmi, ma mica li può amministrare i soldi della sua fidanzata. Ma io solo devo amministrare, le fantasmi no. Dottore, la chiamo così lo vede lei stessa in quale condizione si trova. FIFA, vieni qua. Suo padre e sua madre ci lasciarono un sacco di soldi e Ida se li sta spartando tutti, con il fatto che è fissata, che è modella e viaggia sempre dalla mattina alla sera. Se muore, il funerale che ce la va a pagare. Mi nominassi suo amministratore, almeno ce le mendo da parte. Ma per fare la modella, la sua fidanzata, ma deve essere proprio tanto bella. Bellissima! Avanti, sentiamo che buona che io stava cucinando. Ah, vedo che sta bene. Non sta bene, dottore, ce lo dico io. No, vedo che sta bene lei economicamente perché ha anche la signora di servizio. Veramente chi sta è FIFA? E la modella dov'è? E come la modella dov'è? Ma sono io. Che fa, non mi vede? Ma questa casa è invasa di fantasmi. Ha visto come lo capisce subito anche lei? Fantasmi, ma chi è pazza? Guarda che chi sta signora, è bottone. Ah, allora anche lei aveva a che fare con le robe come a mia? Sì, robe da pazzi. Allora potremmo svelare insieme. Dopo. Mi dica una cosa, signorina. Secondo lei, questo signore cosa sente dentro? Niente, perché è sordo? Non sono sordo. Voglio sapere se riesce a lavorare con serenità, se riesce a mantenere relazioni sociali e affettive con tutti e se riesce a provare piacere e interesse nelle attività che svolge. È una domanda alla volta. Cominciamo con il lavoro. Ah no, vedi, dottore, è gioco cominciamo male. Signorina, vedo che fa le battute spiritose. Continui così che allontana i suoi fantasmi. FIFA, per favore, non fare battute spiritose. Ma perché non è vero che ti stanchi e ti scanti dello travaglio? Questo è un brutto segnale. Ma perché? Che segnale è? Il segnale di arresto della sua personalità. E infatti, arresta quando era caroso e gioca sempre. Ma almeno riesce a mantenere buone le relazioni con altre persone? Con qualcuno sì, con altri no. Ah, con mia non sono mai buone. Ma voi siete fidanzati, dovreste avere un'ottima relazione. Sì, ma l'amore è litigarello. Allora lei soffre per amore. Io soffro d'amore per Ida, ma Ida non ci crede. E io soffro per questo. Perché lei non ci crede? E perché Iedro non è che ama mia, Iedro ama le masorde. E mi dica un'altra cosa, riesce a provare piacere e interesse in qualche attività particolare? Ma bene, lo gioca sempre e spende un sacco di soldi. Ma quale sempre? Gioco ogni tanto. Quindi è un giocatore saltuario. No, quando yuku da fermo. Non sato. Bene, questo mi basta. Ho capito tutto. Ho visto i suoi fantasmi. Vero. E come sono? Bruttini. Fanno scandare. Certo, e bisogna stare attenti. Sono diversi e ognuno ha un nome ben preciso. Ma che hanno un nome moderno? Veramente appartengono alla storia dell'uomo. E della donna, niente. Anche.
Lei è in brutta compagnia. I suoi fantasmi si chiamano denaro, tradimento e gioco. Lei ha bisogno di essere seguito. Dottore, e non mi bastano tutte le fantasme che mi viene appresso. Io sto benissimo e non ho bisogno di nessuno che mi segue. Fatti seguire, perché se no ti perdi, che sai di che gioca si perso. Lei invece, come sta? Io? Benissimo. Soffre al lavoro? Veramente mi manca un pochino. Soffre per amore? Sì, perché io volessi qualcuno che mi vuole bene più davvero. Ma ci sogno che è, dottore? Bene, basta così. Ho capito. Ho chiara anche la sua di situazione. Come basta? Già qui già finì. E allora, il certificato lo può fare? Non lo posso fare. Come non lo può fare? No, mi Ma è dispiace. pensata con le spelate, con la valegge, e con le viaggi. Ma secondo lei che è? Cosa deve fare la modella? Ognuno ha le proprie fissazioni. Chi più, chi meno. Del resto, finché c'è vita, c'è pazzia. E allora Ma che ci sta imbrogliando? il certificato? No, non lo posso fare. Ora ditemi se gli altri 2 pazienti da visitare sono nelle stesse vostre condizioni. Allora, uno è come a mia e l'altro è come io giocare già Indra. Che faccio, la chiamo? No, riferirò alla dottoressa Portabene del nostro incontro. Arrivederci. Arrivederci. Sta dottoressa non capisce niente. Certo, perché non la pensa come a tia. Tale, io me ne vai già Indra, vai a bere che fa pina. Comunque va a tenere da Indra e fa venire una ce lo cambia a Pina la fa Va venire. bene, come diceva sia. Ognuno ha le sue fissazioni. E me pagà, come se FIFA non fosse pazza. Pina è normale tutto che gioca fa. È una scecca di prima categoria. E ora come faccio per fare cenere del rana che aveva la banca? Un minuto, stai arrivando, ma che c'è? Prestami 10 euro che pensai a 3 numeri vincenti. Che numeri da giocare? Perché non te li faccio dare della tozzita? Perché le grane di sto mese me le mangiaio tutte. Ah, sì, te li mangiasti tutti? Ancora mancano altri 15 giorni e già ti giocasti tutte cose. E che colpa hanno se le grane della pensione su picco? No, la pensione è buona, se tocca io cassai. Ti giochi fino allo stipendio che mi avessi da dare come badante di FIFA. E io perché non te le togno? Perché invece di badare a FIFA, badi a mia. Che sei scherzoso! FIFA, vedi che sappi che mi do lo stipendio, tu invece non mi do niente e ti giochi tutte cose. Io ti fece trasere Cainda per stare vicino a mia, non per darti lo stipendio. E comunque io non ne ho manco un centesimo, piuttosto, enjoy, voglio le 500 euro che ti imprestai 2 mesi fa. Enjoy? Sì. Facciamo domani. No, facciamo enjoy. Se noi vai della tozzita, ci conto tutte cose e in più ti vai a denunciare come approfittatore di incapace. Ma io non mi stai approfittando di tia. E infatti parlo di FIFA, no di mia. E non ti preoccupare che te le dogno. Oggi, no, oggi. Veramente? Gli vecchio state 2 mesi che mi dici domani. Oggi, ho detto oggi. Vedi che se non me le do entro oggi, vedi che io ti lasso e me ne vai. va, Levati, no. tu non me ne tu che Non ti vedo più tempo, no. Davanti alle sorte manco l'amore ci può. E ora come faccio? Come faccio a trovare queste grane? Chi sta vuole 500 euro? Giosoraio ne vuole 5.000. Manco grana per poterle giocare io. Che se almeno vincesse, mi potesse levare tutte queste debite. Eccomi qua. Piede Beato destro. Opla. Beato tu che avevi nella pace dell'angeli. Hai il riscosso? La soddisfazione dello travaglio. Quanto so? Aspetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 900 euro. Tutte queste grane. Ma perché che so assai? Ma certo che so assai. Un mese di travaglio, di travagliare su l'acqua e lo vinto,
Su 900 euro su assai. Certo, ma sto mese c'è stato sempre sole, quindi lo travaglio è stato più leggero. Ma che vuoi dire? Voglio dire, che come manca a vuoto e ti ha pigliato lo sole, anche se ti davano 400 euro, erano buone. Sì, ma che borderei sempre lo stesso travagliato, dalla mattina alla sera. E allora, sa che te conviene fare, visto che le grane che ti dicono so sai, pigli 500 euro e le do a mia che te le salvo, perché se le do a tua moglie manco mezza lira per ciò. Se Sì, ne ma pensi? Aida poi che ci dico? Ci dice caro padrone te dette un acconto perché manca via grana, a me ce l'hai salvata e quando ti servono te le dogno con l'interesse. Sì, sai Che che ne ti dico? pensi? Mi piace sta pensata, te. 1, 2, 3, 4 e 5. Salvamelli. E certo, appena meco faccio sto sacrificio. Mi raccomando però, non te ne niente a mia moglie perché sennò chi mi ammazza. Non ti preoccupare che mi serve bevo. Case? Sì, Ti sto vedendo. e allora perché mi domandi? Ah, ci sta a pigliare te la paga. Ma coi E poi, cacci sulle sordi. Oh, 1, 2, 3, 400 euro. E non resta un so. Come minimo viene a essere 1000 euro. Non esagerare, 1000 euro. Ma tu che ne sa? Ma 1000 euro per un muratore mi pare assai, senza scuola, è analfabeta Giusto, per giunta. Quando vuole guadagnare 400 euro invece mi parano giusti. Ma tu che ne sa che non ha travagliato mai e non sa manco come si guadagna lo pane? Allora, fece 20 giorni di travaglio. A 45 euro allo giorno, come minimo viene a essere 900 euro. Lo resto un naso. Ma può essere un acconto. Ma perché sa conto? E magari lo suo padrone ha avuto delle spese extra Sì. e manca via le sì, soldi sì, per sì, poter sì. pagare a tutti gli operai. Peppe, Mattia, lo padrone, quando ti consegnaste soldi, niente te desse. Sì, mi dessi cacci sulle sordi. E basta! Non volesse che lo padrone ne approfitta che te veda così. Ma cos'è come? A così come un minchione. Ma che dite? No. Ora vacci e va fatti fare subito le conta giuste. Ma un navagliere si va a far pigliare per babbo che non si sa tirare le conta. Giusto, lo padrone non ci va. Allora ci vai lì, levati. Sì, a così chi deve pensare che tuo marito non conta niente. E infatti non conta proprio niente, manco le grana che avanza conta. Va, un momento, facciamo così. Ci vai io lo padrone di Peppe, con la scusa che tuo marito mi aveva restituire una picca di grana e ancora non me ne ha portato. Va bene. Vedi che io lo voglio messo per iscritto quando c'è due. Sì, se non sape scrivere. Sì, lo padrone non va a sapere scrivere, Certo, dai. per mettere tu blocchetto vedi che non c'è bisogno di sapere scrivere, se no se avesse avuto uno studio di architetto. Giusto. Mentre c'è sogno, c'è di cosa mi può prestare le 500 euro. Ah, per andare a sì, tia. questa mi pare una bella pensata, sì. Vabbè, mia. ci vai io subito. Ma perché tu non ci pigliasti manco te deggio? Ma ora, quando viene che ci va a dire, visto che lo padrone mi ha detto a mia tutte le soldi. Niente ci fa, tanto io ho 500 euro salvate e me le posso spendere quando voglio. Che te ne pare di sta sfilata nuova? Veramente mi pare imbriaca. Ah, ma come può componere una modella con l'ambriaca? Siccome s'annacano tutte e due. E le robe che fanno le vede? Mo vi ridete quando ve... Ma che se sono le ciabatte di tuo marito? Fanno parte della mia nuova collezione. Collection Batte. Già ve
tenesse del padrone di Peppe? E che mi verrà a corcare già? E che tenesse? Mettesse che le 400 euro che ha detto a Peppe Sì. sono giusti, perché effettivamente travagliava in giorni come diceva Totò, ma faceva mezza giornata. Mezza giornata. E non se ne va sto berdone. Vuoi vedere che a me ci dire se ne a travagliare se ne va a già specie d'associazione che ave a aiutare la gente che avete bisogno, mi dice sempre. Effettivamente bisogna aiutare la gente che avete bisogno. Ma cose di pazzi come mi piglia a piffissa sto berdone. La sera mi ha fatto credere di essere stanco, morto, come se avesse spengiato blocchetti tutta la giornata. Ma ora che viene, ce lo faccio vedere. A te a me come te fene, te le imbrestale sorde. Sì. Eccoli qua. 1, 2, 3, 4 e 5. Queste sono tue. Noi mancavi molto debito e non ti rannoggio che mi imprestai queste grane. E che mi interessa quelle dere, l'importante è che me ne daste. E ora prestami 100 euro. Mi, e di 10 a diventare 100. E prima non avevo, ora ce l'ha. Che fare? Te la ghira giocare tutti. Sì, voglio vincere assai. Se non rese convincio picca. Tu veramente non vinci mai niente, né più che manca assai. Ma stavolta però è la volta giusta. Mi sonnaio. Che ti suonaste? Mi sonnaio a FIFA che la chiamavano per fare una spelata. Come era pronta per parte, cadiva a terra e moriva. E che numero da giocare? 73, minchiate che la chiamano. 34, Sì. falsa partenza. Sì. E 50 persone che amore. Ora tu non mi stai grana che me la voglio subito. Dai, Ma dai. tanto ora che me ne dicesti non te ne sono più. E tu perché me la domandaste? Appunto per manco fare delle giocare, così risparmi. E non ci credi a queste superstizioni, anche se te lo dessi io me le voglio con lo stesso. E ora tu una messa grana che ti farò ricca. Oh. Tu! Chi sta per il mediose? Tu! Chi sta per il malagorio? E tu! E chi sta per con ne vuole male? Per ora non c'è bisogno di lavare in terra. Aglio, fravaglio, corna e bicorna, fa che sta banconota ne ritorna. E che sto stricatello prima nelle sorde e poi nelle mani, e mettetelo in sacchetta. Che schifo! Non mettere in dubbio che giocate d'eco, se no non te ne escono le numere, e porta sfortuna. E allora è meglio che me lo mangio, che io me lo sicuro. Non c'è bisogno a fare solo che giocate di qui. Tecca. Vieni qua, amore mio. Levati, che freddo che mi impuzzolisci tutta. Tu ti puzzolisci tutte, invece sogno odoroso, chiauroso. Sì, ma se tu che stai a giocare noi. Vabbè, va, ci vai io subito. Va bene. Mi vediamo molto tardi. Ah, e ricordati che sei sempre il debitore di 100 euro. Ancora più picca però, con tutte queste strecate taglie se vengo del nacatto 10 kg. Non c'è bisogno, ma dare le 100 euro è metà della vincita. Va bene, come dici tu. Permesso? Vediamo che vuole che sto carrasse il colopede sbagliato. Scusate, cercava Peppe Barone. Mamareto? Non lo so se era suo marito, ma mi dissero che lo posso trovare qua. E che vuole lei di Mamareto? Io sono il suo datore di lavoro, Alfredo Casale. Nino, vieni qua una vala, amico tuo c'è. Buongiorno. Sono io l'amico suo. Sì, perché che fa non lo conosce? Mai visto quest'uomo? Oh, puoi essere. No. Lo vedesti 5 minuti fa? Quieto. Sì signore, ci dette le sorde. Ah, e chi era che donava della chiesa? Sì, proprio io sogno. Dopo 5 minuti non lo conosci più. Bella madre, visto così, mi sembrava un'altra persona. Certo, con le sorte che mi dette, mi sento un altro. Addirittura, per così poco. Poco? Ma allora che fa un gesto all'ufficio? Se ne incontrai davanti alla chiesa che c'avevi a fare all'ufficio. Doveva venire nel mio ufficio.
Se proprio fatto mandare c'è le grana camedette. Stassi tranquillo che poi a picca ci li restituisce. Ma che sta dicendo? E come le vuole tutta una volta? Ma no! E come arrata menzine fissa? Ma no! Cioè, come le vuole sti soldi? Ma se li tenga, non li voglio! Veramente? Glieli ho dati con tutto il cuore. No, veramente. Ma lei è un santo. Nino, ma tu niente ci dici. Che c'è da dire? Grazie, mi pare che ce l'aveva detto prima. Ma certo. Ma lo sapevi tu che non ne vuole più? Me lo E immaginavo. quando te lo immaginasti? Sicuramente quando le ho detto tieni, brav'uomo. Sì, proprio in questo momento lo capevo. E quando parlaste di Mamaretto non ce lo potete dire che è un bravo uomo vedere. Abbiamo parlato di suo marito. Peppe Barone, se lo ricorda? Certo che me lo È ricordo. un bravo caroso. Un bravissimo ragazzo, un bravissimo lavoratore. Allora ce la posso dire una cosa senza offesa. Ma lei è sicuro che non si sbaglia a pagarci la mesata? Certo signore, sono qui per questo motivo. Ha visto che ti diceva? Ma l'abbiamo visto, abbiamo capito subito che c'era qualcosa che non quadrava quando Mamaretto mi consegna le sordi. E infatti le ho dato 100 euro in più. Addirittura! Sì signora, perché per quasi 3 giorni non abbiamo lavorato perché aspettavamo che si asciugasse il cemento. E ora che fa? Le vuole? Certo, lei che dice? Ma Mamaretto è un bravo uomo come Iedro. Sono sicuro che è un bravo uomo signora, ma i soldi della ditta devono quadrare. Ma considerando che lei è un santo uomo, un altro miracolo. Non lo Ma può un fare. miracolo sempre non si può fare. E quindi vuole le sordi di Mamaretto. Ma lei è sicuro che si sbaglia? Sì signora, abbiamo controllato ben 3 volte. No, allora già associazione se ne va. Sì. Che ti diceva io? Allora signora, intanto mi dia questi soldi che io devo andare a chiudere la E contabilità. per cosa se le fa dare deggio? Ma come? Se mi disse che suo marito l'ha detto a lei... Ah, cos'è adesso? No, Sì. Ah! Eccoli! Ma che se sono mia? Come? Allora non è povero. Me l'aveva dato la signora per cattare tecchia di mangiare. 100 euro di spesa. Io ci mangio un mese con tutta la mia famiglia. E ci mangia solo che io lo verme tagliareno. Ma è sempre una bella cifra, eh? Se non si spendono subito le sordi in sacchetta puzzano. sì. Infatti, fiteno. Ma la sentite anche voi questa puzza? No. Ma puzza d'aglio. Ma che puzza? Io non ne sento. Mi manco Tu la di- senti? No. Puzza d'aglio, Allora io sogno. Quando mi mangiai il tecchia di pane con l'aglio. E con tutta questa spesa che fa, mangia pure pane con l'aglio. E io me lo mangio per ammazzare lo verme tagliareno. Ma ha infettato pure i soldi lei con tutto staglio. E allora le lasciasse, che se ci imbuzzolesce lo portafoglio. Non si preoccupi, questi me li prendo. Io me ne vado. Se vedete a Peppe, ci decide che pomeriggio si lavora. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Ce lo diciamo e ce lo mandammo. Arrivederci. Che fortuna ne portasse a frecata d'aglio. Aglio e fravaglio, corna e bicorna, fa che la banconota ne ritorna. A quale da banconota fecero un biglietto di sola andata senza ritorno, ad alta velocità. Colpa tua che non ci credeste ed è giù difettoso che ti sei colpa di sbagliato. Te fritilla con l'uovo che ci guadagni. Peppe è un bravissimo lavoratore, è un bravissimo ragazzo. Intanto le sordi le vose, a tia che manco ti conosceva, ti arriva 500 euro. Come avete lo pedocchioso? Visto che se pigliare 100 euro che mi avete dato, non ti mancavi molto debito. No, io ormai le 100 euro te l'avevo dato, quindi erano già tua. Quindi tu sei sempre debitore di 100 euro. E tu che te vuole fare il debito con le grana mia? Ma tu sei pazza. Anzi, tu ne hai messo 100 euro per la giocata. Nati 100 euro, no, allora sei vero tolo pazzo. Ma a proposito, che ci faceva tu davanti alla chiesa? Abbia aiutato a fare una preghiera alle sante per farmi trovare disponibile lo padrone di Peppa a prestarmi le grana. E a quale santi ti rivolgesti? A tutte che erano in dalla chiesa. Mia, foste così fortunato che le trovasti tutti presenti fino a che te le fecero trovare pronti da davanti. Sì, come io non ci credeva che era proprio Edro.
Ma come ce la domannaste queste soldi per a retelle? Non ci fu bisogno di domandare celle. Ma come? Dici che lo priaste e lo convinceste? Io preai alle sante e lo convincero. Ah, e te l'hai detto di sua spontanea volontà? Sì. Appena ne uscivo dalla chiesa e mi disse, tieni bravo uomo, queste su tua. Parevano contate, erano proprio le 500 euro che io ci avevo domandato. Ma cose di pazzi, ma che ce lo dessi? È sicuramente le sante, perché nella preghiera ci diceva, facetemi trovare disponibile lo signor Alfredo a darmi 500 euro. E a questo comune sceglio me lo fecero trovare disponibilissimo con le 500 euro in mano. Ma scusami, non le potete priare per fare te ne trovare che sai? No, per avere che savi a una messa cantata, non una preghiera. No, io c'è chi vedere in questa chiesa. Cosa mi fanno trovare una poco di soldi pure a mia? Non può essere. Non può Perché? essere. È perché mentre canisciva dalla chiesa sentii una voce che mi diceva questa è la prima e l'ultima volta che facciamo questi miracoli. Studiatelo mosso, niente più granatia e manca all'altro. Allora io ci provo di caire stesso, a tia sé e a mia no. Oh, santi dello paradiso, facetemi trovare una poco di sordi che mangonnaio. Ma Ora vediamo se mi ascoltano. se ci dice bugie, vedi che non ti ascolta. E perché quale bugie ci dessi? Ci diceste che grana non ha. Come perché che facelaio? Ma se ora ti ha detto 500 euro e 400 te l'aveva dato prima tua maretta. Meno 100 che levo lo difettoso del padrone. E allora domandaci che se. Che fatto? Fene se ci domando che sa. Se sei geloso, le sante so di tutti. Ora io correggio la preghiera. Oh, santi dello paradiso. Scusate, ma Mandura mi aveva confonnato. Saccio che l'hai qualche sordo su sabato, ma non mi bastano. Me le facete trovare magari 1000 euro. Per me anche 100 euro fossero buone. Tu le fatti tua. Aspetto con ansia che sto miracolo. Grazie. Aspetta e spera che già l'ora si avvicina. Tagliate che trovaio. Che trovasti, Trasi? Trase, mo fammi vedere. Si mandato con lo destro o con lo sinistro? A trase con tutti doni. Perdone. Tagliate che trovaio che era in terra nella scala. Mo, fammi vedere che trovasti. Ah, visto che mi ascoltaro, le grava che tornaro. Veramente ascoltare a mia, ci sono solo 100 euro. E certo, ormai siete amici e ascoltano sulla tia. Ora tagliamo le documenti che c'è pure sullo portafoglio. Che puzza, Maria! Mo, che dice che sto mia e lo sindaco alle mamano fanno la stessa puzza dello portafoglio. Davvero, che puzza! Ma io sto portafoglio non te l'hai visto mai. E che è novità che vengo di te e ti dico, da lì a che portafoglio hai io? A questo me lo fai spremere, come faceste con lo gendo e le pantofole. Che c'è lo gendo con più beneficenza e le pantofole le aveva pezzate FIFA per collana. Meno male che lo trovaste. Un me ne aveva donato. Sicuramente mi cadeva quando stava tornando dello tuo padrone. A proposito di padrone, una teneva tu lo pomeriggio che sto mese faceste mezza giornata? Non è vero, io facevo la giornata sana. Ah, non è vero, facete giornata sana. Ah, E ora noi che mangiamo? Ce la potere la verità tua moglie, ormai lo sape che facete mezza giornata. Ma Travaglia in mezzo all'associazione. Veramente, ieri... Tedesse che ormai lo... Tedesse che ormai lo sape che sto mese guadagnaste solo 400 euro. Veramente 300, che ci fu sbaglio. Cioè, io manco me lo immaginavo che aveva guadagnato a così No, non se lo immaginavo. Ora noi che mangiamo volontariato, vatenni in e va a vedere se arriva l'acqua e si sbuccano le vasche. E come Cammina, va bene. Ma che foste
bravo a farci capire che lo portafoglio era tua. Con la puzza che appattava pariva che ci aveva messo la firma. Allora funziona, aglio, fravaglio, corna e bicorna. Tagliamo che c'entra questo borsello. Sì, Dalia, tagliamo. oltre alle 100 euro c'è pure una busta. E di qui è? Ma sicuramente sarà dello padrone dello portafoglio. Che solo aveva capoto, con la scresse. Con la scresse c'è scritto solo Mister... Si scordarono la O. Alfredo Casale. Ma che vuole dire? Vuole dire che è una busta misteriosa. Perché sono la rapiero? E allora la rapemmo noate? Sì, rapimmola. Vediamo che c'è scritto di sta busta. Caro Mister Alfredo, io essere Tanino Lacurella dall'America. Giorno 16 questo mese io arrivare vostro paese e voler incontrare tu per fare lavoro me. Essere pronti, borsa con tanti dollari. Vedere noi giorno 17, ore 13, davanti Albergo del Sole. E a presto Tanino. Ma come scrive questo? Ma come scrive? Come parla l'italiano, forse a modo suo, boh. Questo Tanino aveva una borsa di dollari per il padrone di tuo marito. Sì. Ma se la busta è chiusa, vuole dire che questo non ne sa niente, Alfredo non ne sa niente di questo appuntamento. Certo. E quando la vi muoio? 17. Che ora so? Le 12:30. Passa ancora un tempo a appigliare a questo Tanino questa borsa di grana e portarlo qua. Tanto l'albergo è qua vicino. Ma una ghie che ti mentesti in testa, che è fino a venerdì. Sì, a domani è sabato. Sì, ma venerdì 17 porta sfortuna, non Nino. ci crei a Non ci crei a no, minchiate. non giagliere. Ma possibile che ogni cosa che fare ma condizionare sempre la vita? Io ci vai allo stesso. Ma poi, che vuole fatto un lavoro. Tu che c'hai a fare con sa fare niente? E vuole dire che ci mandiamo a tuo marito. Intanto mi faccio dare sta borsa di soldi. E poi si vede. Va bene, aspettami allora che ti vai a pigliare la giacca. Ma che sto Tanino che travaglio vuole fatto? Boh. Intanto per avere sta borsa di grana vuole dire che è il recco giusto. E se è così me la ruffia io. Manco oi mi arriva una lettera per fare una sfilata. Però, meno male che lo pubblico non mi manca. Ma perché una è? A mezzo la strada. Ormai la gente quando passo mi battono le mani. Ma perché te me sta a fare a sfilata a mezzo alla strada? Ah, la gente me la battono lo stesso anche se non faccio niente. Io ti ho detto 100 volte che a mezzo alla strada tu a stare tranquilla. Perché? Che mi vede agitata. A te no, ma la gente seppe. Ma vedi che la gente quando mi vede non sta a divertono. Veramente ci godono. Avanza, facci la sfilata! Ma che succede? Avete venire capi, siete maleducate che non siete teatro, talia già. Ha visto? Grazie a te come fa la gente. Avanti. Tecca, Una cosa da pazzo. tecca la giacca. Bilati sta giacca. Poi, tecchia di sale. Tecchia d'aglia. Anzi, va, te, mentitilla. Avanti, ora va tenne, mi raccomando, prudenza. Ma chi sta in alla guerra? Tra aglio, sale e peperoncino ci manca solo la pasta e facciamo la spaghettata. Non ci si tocca fare lo cannaruzzone. Vatenne, Nino, vatenne e mi raccomando, massima prudenza. Ma una staglieno? Se una stagione va a parlare con... A parlare o a mangiare? A parlare. Allora salutamello. Sarai servita. Vabbè, arrivederci. Arrivederci. Che desse? Che desse? Sarai servita. Secondo me si sente male. Ah va, perché che fonte serve A sempre? tia serve sempre. A me invece mi dice un sacco di male parole. Ma che c'entra, sa perché? Perché a me mi conosci forse di più tempo. Ma vabbè. Quella era ora tedesco, cinese. Ti viene a dire che le vasche dell'acqua si inghira e chiusa la valvola.
Si ta quando Non era. arriva io preciso. Se non ti ci mannava, savi allagare la casa, savi allagare. Anche a ste cose c'è pensare. Ma tu che fa? Come che faccio? Travaglio pittia, travaglio fuori e travaglio all'associazione. E tu perché questa associazione te ne va? Travagli gratis, arrivi in già stanco morto e poi te ne va questa associazione. Che bisogno c'è? Ma non è lo volontariato che mi stanca. Se tu che mi comandi di fare 1000 cose, per certe cose ci puoi pensare tu. Sì, ci puoi pensare tu, e la sua FIFA sola? Ma noi stiamo a 100 metri di casa. Se FIFA resta sola a 5 minuti, non muore. Vedete che FIFA può stare sola tutto il giorno. Ma secondo voi, se a me mi chiamano per fare la sfilata, io che fa? Mi porta a boate? Io me ne vado sola per la mia strada. E Nino te la sai ieri. Io giù la sapevo rassegnare, io giù la sapevo la situazione. Ma come avesse a campare Neno senza di tia? Ve lo portate voi, lo campate voi, come l'hai campato ieri? Ma che lo stipendio di Peppe ne va sta proprio per noi due sole, pensa se posso campare a Neno. E allora se ne va a travagliare. È difficile mi pare, perché uno che non è abituato a fare niente, poi fare qualche cosa ci viene pesante. Oh, s'arrangia, c'è. Se io me ne vaio, io ci levo fino alla delega della pensione perché mi serve a mia, perché io devo fare la mia strada. Sì, ma anche tu ti rassegnare che non verrà mai nessuno a cercarti, a chiamare. Perché? Che fa un sogno brava a fare la sfilata? Sì, che sei brava, certo, ma mi pare difficile che qualcuno ti vede. Ah, finché c'è vita, c'è speranza. Comunque, visto che ne pissiamo in chiacchiere e ancora non si mangia, io vai a bio se dopo pomeriggio si travaglia. Va travaglia e non tenere l'associazione. Beh, aspetta, ma te ne stai yendo senza mangiare? Aspetta, ti mangi qualcosa. Me ne vai, Alla me ne vai. la saliere che non rumore, va a recuperare il travaglio che ha perso. E che io tosto, tu, come la vuoi calata la pasta, solo per oggi o per tutta la settimana? Sì, per tutta la settimana. Ma non è che te lo dico io, che già che mi calare, cammina. Monè. Prego, signor Tanino, si accomodi. Prego, prego. Pina, vieni. Oh, congratulations! Arrivato prima. Io sapere in Sicilia tutti ritardato, tu no. Good morning, signorina. Buongiorno. E ho capito tu essere uomo stereo. Che fa, mi ha sentito cantare? Lui essere uomo molto serio. Amici miei, avere parlato bene di te. Tanga you dei complimation. Lei essere una persona molto gentile. Grazie. No, grazie. Pina. Lei chi essere? Essere Pina. Tua segretaria? Mia segretaria. E ti dai il benvenuto, sì. Grazie, grazie. No, grazie, Pina. Io sapere grazie. E invece è Pina. E come chiamare tua segretaria? Pina. Ah, Pina come Pina? Yes, Pina come Pina. Ah, bello, ok, Pina. Io essere Tanino la Cruella dall'America. Nanno mio avere casa qua. E qui è. Nanno mio. Che fa, lo conosci? No. Chi essere nano mio? Mio, no tuo. Chi essere nano. E che desse, non desse mio? Sì. Padre di mio padre, chiamare come me. Tanino la Cruella. Ah, suo nonno. Good. Yes, Pina Pina. Yes, yes. Nanno mio avere casa qua e io volere haggiù. 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 Ah, volere aggiustare. Good, Pina Pina. Tu aggiustare casa nanno e io dare a te 50.000 antiche polli. E che me ne a fare di 50.000 polli antichi? No polli, dollari. E antichi polli cosa essere? Io dare a te prima. Ah, anticipo, volere dare anticipo. Good, Pina Pina, antiche polli, Ci antiche piace polli. assai lo tuo nome, lo dici sempre due volte. Io volere venire qua e trovare casa beautiful.
Ma perché in America finito puntate? Puntate? Beautiful in Italia essere alla 8913esima puntata. Te la vesto tutte, te la vesto. Sì, mentre hai travagliato. Io volevo venire qua e trovare casa vacante. E dove buttare i mobili di nonno Tanino? Non buttare! It's a remember! Ma che è legno pregiato? Non so. Scusi, mi. Come trovare casa vacante se non buttare mobili? Vacante, mare, sole. Ah, volere trovare casa per vacanze. Good, Pina Pina. Riposare qui is beautiful. Tu aggiustare casa un anno. Io volevo venire qua ogni year. E quando è sto ieri? Ieri, che ne saccio qual è? Spiegaci che io manco lo saccio. Scusami, ma quando essere uno ieri? Sai, è per farci trovare la casa vacante a ogni ieri. Oggi, year 22-5. Dopo, nuovo year 22-6. Ah, ieri vuole dire anno, vuole venire qua ogni anno. Good, Pina Pina. Riposare ok. qua, it's beautiful. Io portare project, tu fare casa uguale nanno mio. Oh, tagliati come mi imparai a fare sta sfilata nota. Che essere quella? Essere mia assistente. Assiste te? No, lo assisto io, lo campo più giunta. Io essere Tonino la Cruella. E io FIFA, la modella. Modella? Sì, modella, sì, perché che fa non ci piaccio? Cosa? lei fare divertition publicos con sue sfilates. Vuoi vedere la mia sfilata? Yes, Pina. No, Pina, FIFA. Ok, FIFA. Tu vedere sfilare me. Ci piaccio? Good, very good. Ah, visto che anche io tu good vedendo sfilare a mia. Non dare attenzione a lei non sapere parlare americation. E dove fare modella? Girare il mondo con fantasciation. Modella fantastic. Good, ok. Io in America avere grande casa fashion. E io in Sicilia avere casa nica. Questo. Chi sta casa fashion? Tu essere padrona? Io padrona, sì, perché che fa non ci piace? Yes. Yes. Non dare attenzione a lei. Non sapere parlare americation. Lei modella particolare. Io essere grande stylist de moda. Nanno mio emigrato sarto, essere diventato ricco. Io ho lavorato, essere diventato molto più ricco. Veramente, lei è stilista di moda. E venne capi mia. Cosa? Essere venuto per me. Veramente venne più mia. Di Dio. E che bello di Dio. Vuole fatto un travaglio di mia. Un travaglio di Dio. A Camina, che fonte conosce. Tu che mi conosci. Crescimmo sempre nello stesso quartiere. Poi Ed se ne in America. Alfredo, cosa dice questa girl? Alfredo, tu e girlie. Scangia sempre il nome dell'altra. È stato sempre così. Ieri quando era caroso che mi chiama Alfredo. E tu non lo pigliassi un nome? Una volta ci contai che un anno di un anno si chiamava Alfredo e gli è da allora che mi chiama Alfredo. E a mio perché mi chiama Girlie? Sicuramente assomiglia a una girl che conoscevo. Ah, io no, Girlie, io FIFA. FIFA come FIFA? Sì, FIFA come FIFA. Vuoi una caramella? Ok, FIFA. Sì, sono qua.
FIFA, FIFA, Prego, prego. FIFA. Sì, sono qua, mi dica. FIFA per aver dato me caramella. Grazie. No grazia, no pina, ma FIFA. È che ho scioglilingua. Io dicere grazia e tu dicere no grazia, ma pina. Mi pareva che aveva sbagliato un nome. Io dicere pina e tu dicere no pina, ma FIFA. Ah, a mia mi pareva che voleva vedere sfilare a Pina e ci disse FIFA. E allora Pina Pina e FIFA FIFA significa grazie Pina e grazie FIFA. E come dicere grazia in italiano? Grazie. E io prima dicere uguale a voi, grazia. E vabbè, tanto ormai ne capiamo. Ok, grazie FIFA. Tu dare a me idea buona assai. Io volere fare grande sfilata con grande moda e taglie per tutti. Fare grande americanata. Volere venire a sfilare per me. Io a sfilare in America? Yes, io dare a te tanti dollari. No, ma a me le soldi non mi interessano, io ci vengo subito a gratis. Quando partire? Domani mattina io passare e tu venire in America con me. Oh, yes, yes. Ha visto che mi vennero a chiamare? Ma che sta dicendo, che sta dicendo, che sta dicendo un nagliere. All'America me lo disse ieri, non lo sentiste? Ma l'America è run, già te perde. Ah, ma di perdere ma l'America che di stare in chiuso a Caindra. Ma che non c'è lo pericolo di perdete però. No, io qua sogno già persa. Io qua non so, manco io che sogno. Allora domani mattina io passare e tu venire in America con me. Oh, yes, yes. Yes, yes. E buongiorno. Ti venne a dire che stasera non so quando mi arrecampo. Perché aspetta, stiamo facendo una chittata di cemento e non so quando finimmo. Ah, quando ti vuoi recampare, ti recambi che mi interessa. Lui chi essere? Mamareto, Peppe. Segretario anche lui? No, muratore. Muratore! Tu lavorare con Alfredo? Sì. Alfredo bravo muratore. Veramente noi lavorare, lui guardare. Non lavorare ma guardare. E già ti facesti conoscere. Controllare se lui lavorare bene. E lui bravo muratore? Bravissimo, sapere lavorare bene. Ok Alfredo, allora portare lui a lavorare a casa Nanno. Ma una novità, Alfredo. Sa chi è che si scangia sempre le nome dell'ate? No, lui Alfredo. No, lui non essere Alfredo. Tu non essere Alfredo? Sì, io essere Alfredo. Alfredo Casale. No, Casale, che scende. No, lui non essere Alfredo Casale. Tu non essere Alfredo Casale? No, lui essere Nino Sorino. Allora tu essere imbroglione. No, se tu un broglione che ti vuoi portare a FIFA l'America senza caianente. Io denunciare tu. Tu essere il bravo muratore? Volere lavorare con me? Che avesse a fare? No più Casananno qui in Sicilia, perché Sicilia tutti i broglioni e fotti compagni. Tu fare caso uguale Nanno in America. Ma che vuole dire? Tu essere bravo muratore? Tu venire a lavorare con me? Dici di sì, perché io domani parto qui. Te ne va all'America? Sì, è un grande stilista e mi disse che mi vuole vedere sfilare già. Davvero? Sì, Yes, tu domani partire con me. Tu venire in America e dare a te tanti dollari e in America dare ancora di più. Va bene. Ci stai, allora partiamo insieme. Ma io poi le posso scangiare con le soldi nostri. Ma che ne fare? Tanto noi ne muoviamo all'America, che ne fare? Va bene, ci stai, mi piace la pensata.
Partiamo insieme che è più bello. Maria, così è più bello. Good, allora domani mattina io passare taxi e voi due venire in America con me. Yes, yes. Yes, bye bye. Bye bye. Ma che ve in testa, con testa? Che le cose hanno arrestare per come eravamo, che stavamo tutte bene. Tu stava tu bene, che senza fare niente dalla mattina alla sera avvia tu tutte cose. Vidica, che ti mentesti in testa? Se te ne va, Vidica, io ti lascio. E io le fresco. Allora io ti ammazzo e te levo di mezzo. E io le fresco lo stesso, io è sempre meglio della vita che mi fa fare tu. Vedi che non ti permettere di toccare a sto caroso, perché se no ti ammazzo io a te. Tanto sono pazza e a me non mi possono fare niente. Che diventaste esperta tutta una volta. No, gli esperta ci hai stato sempre. Fu la solitudine che mi portò a queste condizioni. Ma quale solitudine se vicino a te c'è stato sempre ieri? Tu lo sai perché è stato vicino a me. Stai parlando a sproposito. Sì, dimmelo che stai pazziando, Sì, dici cose da pazzi. In America che gira a trovare. Che tu che non hai trovato qua. Amore, fammi compagnia che mi chiama a bagno. Se ne esci sta porta, vedi che Cainda tu non ci trasi più. Calma, vedi che qui stai a casa mia. E io potresti essere tutte le volte che vuole. Ah va, Fifa, calmati, ragiona e pensa bene, dai. Oh, tu lo sai di quando hai aspettato questo momento? Io te l'hai detto sempre, finché c'è vita, c'è speranza. E ora la speranza arriva a mia, ora non mi ferma più nudo. Peppe, amonenne. Amonenne. Te l'aveva detto e di non gli riccia a pigliare all'americano, che poi portava sfortuna. E finisce la pure tu con queste fessarelle. Impazzi tutta, impazzi. A me veramente mi pare troppo decisa. Iggia de ca non se ne va. No. Ora telefono all'assistente sociale e alla dottoressa e la faccio ingioire sopra. Sì, A chiamala. cos'è resta qua? Pronto, signor assistente. Sono Nino Sorino, lo zio di Fifa. Sì, deve venire subito qua a casa mia. Ah, già stava venendo. Miglia cos'è. La faccio ingioire per pazza. A cos'è resta qua e mi faccio dare per fine l'accompagnamento per me. È che ecco Peppe come a fare, anche io mi pare troppo deciso. E se questi se ne vanno per davvero? Bene ti stia, tu volevi fricare l'americano, a me c'è che tu fricattia. E a mia vedenna. E se questi se ne vanno per davvero, non vedo tu che facevi? Innanzitutto, tagliare a cercare lo travaglio. E allora è meglio che mi faccia una giocata con le grana caia. Tu sei pazzo, che sti grana non si toccano, che si su mia. Ma perché noi due non stiamo assieme? Noi due stiamo insieme, ma ognuno con le sue grana. Che bua. Cos'è successo di così urgente? Fifa un pazzè, se ne vuole ieri in America. E come ci va? Sicuramente con l'aereo. Dottore, e lei vuole mantenere un morale alto, ma ora manca ciana, manco se bene olio e staglio. Fifa conosceva uno che la sta imbrogliando e se la vuole portare qui in America. Ci vuole fricare tutte le sordi e se la vuole portare qui E dov'è ora lei? Non lo so, ne c'è che a fare una cosa. Magari già sicuramente sarà con questo che se la vuole portare all'America. L'amma fermare urgentemente, l'amma ricoverare subito. Sì. Eventualmente prepariamo un trattamento sanitario obbligatorio. Ma non la potremmo ricoverare che è meglio. Infatti facciamo un ricovero coattivo in psichiatria. È brava la dottoressa. Sì. D'accordo, allora io chiamo i vigili urbani e gli dico di mettersi alla ricerca di Fifa. Dottore, il ce lo desse stamattina di farmi questo certificato. Lei si è messa a parlare di fantasmi e mi imbriaca. Chi? Io o i fantasmi? Lei, invece di seguire a Fifa, mi disse di farmi seguire io. Io sogno qua e Fifa invece se ne scappa. Ma la signorina stamattina non dava segni di pericolo. Non se ne può dire con lo primo che incontra senza sapere Sì, chi ma è. svelare per le strade non è pericoloso. Ma chi è questo signore? Non è un signore, è un imbroglione. I vigili si stanno mettendo alla ricerca di Fifa. Ma scusate, cos'è successo di preciso? Dopo che la dottoressa se ne è qua, si presenta qua in denuaggio un signore che faceva finta di parlare con l'accento americano.
Sicuramente sapeva che FIFA aveva un sacco di grana alla banca. Ci imbrugliarono una picca di cose e la cominciò a dire se ne è in America. E Ida che aveva sempre la valigia pronta, ci disse di sé, anche se non lo conosce, e domani quando parte. Dottoressa, dobbiamo fermarla ad ogni costo. Purtroppo stamattina non dava segni di pericolo né per sé né per gli altri. Io non ho potuto fare niente. Vabbè, era giusto così. Sì, ma ora le cose sono cambiate però. Non se ne può dire con questo senza che conosci nemmeno chi è, non lo capisci, non lo capisci. Devo andare che me la guardo con leucemia, la contento di tutte cose per farla stare bene. Arriva un cretino qualsiasi se la vuole portare con lui. Dottore, è cosa di stare in chiusa. Permesso? Scusate, Avanti. per caso trovaste volume a portafoglio? No. Ma ce l'avevi a mano Andura quando si cazzava le sordi? E l'avevo messo in tasca, ma non lo trovo più. Sicuramente aveva qualche buco nelle sacchette della pantalona e ci ha appaccato in terra. L'ho ripercorsa tutta, ma non ho trovato niente. E allora qualcuno lo trova e se lo piglia. Sì, Ma sicuramente. dunna mi potte cadere. Ca non c'è di sicuro, perché se ne avessimo donato ce l'avessimo fatto sapere, subito, vero? Sì, subito. Il problema è che dentro il portafoglio c'era una busta che non ho fatto neanche in tempo a leggerla. Non so cosa c'era scritto. Scusi, Mi dica. lì c'è un portafoglio. Dove? Dietro di lei. C'è. Ma è quello mio. Ma qua non ci sono né sordi e manco busta. Ma qui ce lo portava. Allora l'avete trovato voi? No. No, veramente a Andura glielo mette questo portafoglio, ma siccome era senza sordi, pensai che era quello di Peppe, magari se piglia le sordi il portafoglio vacante e lo lascia. Se lo trovava Peppe me l'avesse portato subito, che è un bravo caroso. E allora qui è che ce lo porta a Cainda. Può vedere, caro tua FIFA, se piglia le sordi e se li spendere tutte Sicuro. inutilmente. Sì. Pensandoci bene, Andura l'avete bene con un sacco di fessarei che si aveva accattato. Avete visto come trova qualche sordo, se la va a spendere inutilmente? E la busta? Che fine ha fatto la busta che c'era qui dentro? Magari vedete che era senza sordi e l'ha pagliettata. E ora le 100 euro che c'erano caduti, come li do una mia? Se le fa dare di FIFA. E perché non glieli dà lei che ha la delega della pensione? Ave la delega della pensione. Sì. E chiede i soldi alla gente. Lei chiede soldi alla gente. Perché le grane della pensione non mi bastano mai. Guardi che se non dà immediatamente le 100 euro al signore sono costretta a farle togliere la delega. Mo, Pina, mo 600 euro che ti detto Andura, mo. Date 100 euro. Ma lei, navi c'ho sei di mia sorte. Lei i soldi di FIFA li dà alla gente. Avevi a fare tecchia di spesa. 100 euro di spesa. Sì signora, Cainda la spesa la fanno a 100 euro la botta. Mo, Pina, mo 100 euro che ti detto Andura, la spesa la facciamo un'altra volta. Mo. Caccia solo 100 euro che si spende FIFA. Ma che puzza è Sembra questa? puzzataglio. È lui che puzza. Mangia pane e cullaio e tutto ciò che tocca infetta. E lei mangia pane e aglio con tutta la spesa che fa? E va a ammazzare lo verme tagliareno, signora. Comunque, se vedete a chi sta viva, per cortesia, ci dicete che ha bisogno di sta busta. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Scusate, ma la signorina FIFA cos'è che compra abitualmente? Cose inutili che buttiamo nella spazzatura. E voi buttate nella spazzatura tutte le cose che compra FIFA. Certo, sono tutte cose inutili. Inutili. Sì. Sono cose che per lei possono avere un significato. Sì, ma sai che quando io faccio le pulizie ce la ricoglio tutti e poi ci metto nella spazzatura, sono cose inutili. Ma le cose non vanno buttate. Privarla di qualcosa a cui lei tiene veramente potrebbe peggiorare la situazione. Se peggiora la situazione non lo faccio più. Che saccio come si trattano le pazze. E te lo dico io come si trattano le pazze. E se non lo sa, va a domandare allo direttore della banca. Perché che è diventato mio collega? Ciao FIFA, come stai? Benissimo. Mai sentita così bene.
E Peppe un è? Sta benendo. Posso chiederle da dove viene? Di la banca. E che ci sta a fare? Ti arrivare la delega della pensione. Che faceste? Ah, me l'avevo scordato, quasi sordo. Ti arrivare la delega della pensione. Lo vedeste che è pazza? Poi ti ne puoi ir a travagliare. È pazza. Avete visto? E ora quella va a seguire, Casomai se hai bisogno di qualcuno, c'è Peppe. Peppe, Sì. non ti permettere di venduare a Mamareto. Calma signori, stiamo calmi e non ci Ma agitiamo. perché, dottore, che mi vede agitata? Assolutamente no. E allora lasciatemi in pace. Ma è vero che se ne vuole andare in America? Sì, mi vuole vedere sfilare già in America. Ma E finalmente realizzo il mio sogno. sei sicura? Te ne vai con uno che non conosci? L'americano mi pare una gran brava persona. Senza conoscerlo. Sì, è bravo, mi pare... Ma scusami, come si chiama questo americano? Aspetta, si chiama Tanino. Tanino la Curella. Tanino la Curella. Ah, cos'è mi dici Tanino la Ma Curella? che fa? Lo conosci? Sì, è un lontano cugino di mio marito. Lo chiamiamo zio Tanino perché è il classico zio d'America che ognuno di noi vorrebbe avere. Ha fatto fortuna grazie all'emigrazione del nonno che dopo aver sgobbato per tantissimi anni in una piccola sartoria ha aperto per conto suo un grande laboratorio lavorando per i più grandi stilisti del mondo. Anche lui ha seguito le orme del nonno diventando un grandissimo stilista. Gliel'ha detto lui di andare in America. Sì, mi vuole vedere sfilare già. Può andarci tranquillamente, è una persona molto seria. Ah, che bella notizia, che bello. Ma chi è cosa di sfilare? E appunto, che è cosa da spelare? Non lo State vedete come è come nata? state tranquilli, che mio cugino sa quello che dice e tutto quello che tocca diventa oro. Che bella notizia. Dottoressa Portabene, visto come stanno le cose, noi possiamo anche andare, non c'è né motivo di un ricovero coattivo né tantomeno di un TSO. Sono d'accordo con te, possiamo andare. Dottoressa, grazie. Lei mi ha portato veramente bene. E io sono felicissima per te, ti auguro tanta fortuna e un buon viaggio. Grazie, grazie. E allora Ida se ne va, il resto solo qua e le cose finiscono così. Per fortuna sua, sì, perché se continuiamo a parlare, mi sa che interveniamo nei suoi confronti. Ah, perché ora sogno io lo pazzo, ma sogno pazzo di FIFA, perché l'amo troppo assai. Sì, dopo la badante però. Ma secondo te, che fa non me ne hai addonato? Che siete amante, Pazza se, ma minchiuna no. Come ti permetti di parlare ma così? Io non sogno l'amante di nessuno. Io è stato Caindra proprio perché hai voluto aiutare a tia. Sì, e come no? Tu mi hai aiutato benissimo a spardare le masorde e lo mazzeto, anzi, lo exzeto. Case, forza Peppa, a Monenninda che questi pazzi non ci voglio avere niente a che fare, a Mi Monenne. dispiace, ma è che India non ci vigno, me ne vai all'America con FIFA. Ma lo sente? Anche lei va in America. Sì, mi ci porta lo signor Tanino, perché mi disse che vuole costruita la stessa casa di suo nonno che aveva, la vuole costruita all'America. È sempre stato legato alle sue origini, mi fa piacere. Piacere, quale piacere? Io giù di Caindra non si smuove. Tu puoi dire che gioca vuoi, ma io me ne vaio. Ma scusate, perché non prova ad andare anche lei in America e vi ricostruite una vita là insieme? All'America cuida, mi dispiace, manco molto, perché la conosco troppo bene. Ma che ci voleste vedere di mia? Io niente, ma domandarci la neneddo che può dire di tia. Queste sono cose personali. Adesso vado via e auguro una buona giornata a tutti. Ma per mia purtroppo non lo sarà. Che fai tu, dottoressa? Vengo anch'io, però aspettami un minuto quanto faccio una telefonata. Pronto? Dove sei? E con chi sei?
Sposta il telefonino un po' più a destra e ora spostalo un po' più a sinistra. Inquadrati dall'alto verso il basso e ora dal basso verso l'alto. Dottore, ci dici se dare le Sì, spalle? sì, sì, Vabbè, sì, hai sì. ragione. Fammi vedere dietro le spalle. Ah, ti ho beccato! E quella chi è? Una suora. È travestita da suora. Aspetta che ora sto arrivando. Dottoressa, io adesso vado. Tu passa dai vigili urbani e digli di sospendere le ricerche per FIFA. Ma digli di passare da casa mia, perché farò non molto. Scoppierà il finimondo. Arrivederci. Ok. Arrivederci, cari amici miei. Non hai bisogno di amici come lei. No, è lì che si sbaglia, perché lì avrà bisogno di me, del mio buon umore per allontanare la sua pazzia. Arrivederci. Arrivederci. Beh, che bello partire. Si parte. Ma che vive in testa con testa, che le cose hanno a restare per come erano, che stavamo tutte bene. Tu sicuramente stavate bene, che senza fare niente dalla mattina alla sera ha avviato tutte cose, ha avviato un zino a mia moglie. Ma che lo sapeva tu pure tu? Sì, lo sapeva magari. Ma non è vero, ti sta sbagliando Peppe, ti sta sbagliando. No, perché lo vedi con leucemia. Un pomeriggio ti aveva venuto a cercare perché ti aveva a dire una cosa e ti trovai sotto le coperte con l'amico Nenedro. Io feci finta di niente per non dare una delusione a FIFA, perché sta giocando noi è l'unica persona che aveva lo mondo. E poi mi schenetta con tutti i problemi che aveva, non sapeva come la poteva pensare. Ah va Peppe, fu solo una volta sola. Giusto. Comunque la cosa non me ne riguarda più, tu ti ci puoi accorcare per sempre. Grazie Peppe, che ti preoccupasti più mia. Salutiamo a tutti. Arrecase! Nene, vedi che ti devo dire una cosa. ne Io esce non solo. mai hanno già banna. E allora, signore, scusate. Che fa? Potete ne essere che ci dire una parola a Nenè? Ne scemo. Dopo nemmeno capisco. Nenè, a proposito dello discorso di stamattina, Talia come ci stanno girando ora a Don Vito, Talia. Però, Nenè, mi disse che è disposto ad aspettare tenere 2 giorni per darci la sorte. Perfetto, tenne poi ieri che fra 2 giorni ti faccio trovare le grana che ci ha dato. Le 5.000 euro che avessi avere. No, fra 2 giorni diventano 6.000 euro. Ma che è pazzo è? No, direi un uomo comprensivo, generoso. Ti detti 2 giorni di tempo che sai per trovare le sorte, che buona che sai. Ma io solo 5.000 euro ci posso E allora ce la dare dentro voi. Ma non faccio più un tempo. E allora, pigliate 2 giorni di tempo e una celegrana. Se no, che gioca c'è che entra, Nenè, ti viene a sbattere in quadro e ti stuppia forte. Va bene, la mazzetta si sta cominciando a dare meglio. Domani vai alla banca, vai a pigliare le grana. E ci pago lo debito che io con... Bravo Nenè, bravo, ha visto, che ci voleva. Quando pisa sta fitinzia. Nenè, offrimi la vela a bere, va. Che festeggiamo sto grandissimo affare. Non hai niente di offrire e niente di brindare. Maria Santa, ma perché mi tratta così male un amico tua? Ma c'è mese 2 giorni di tempo su Pirchio, ci parla io e con Don Vito che vi affare, che sai? Sei un Giuda, non amico. Veramente ti tradesti tu con le tue stesse mani? Che fa, non lo sapeva tu che era Don Vito? Perché ci este? Ah? Ora tu lo sai come ragiona che, non è? Che con che non si babbia. So chi è sua, è sua. So chi è della povera gente, è pure sua. E finesta parola che hai meneghiere. Una ieri. Intra di mia. Ma non cucini che mi ha mangiato. No, io mi licenzio e me ne vai intra di mia. Addio. Minchia, mi pareva te che incazza a terra. Nenè, che ci so? Problemi in famiglia. Non fa parte della mia famiglia. Nenè, vedi che fuori si dice che travaglia con tia.
Travaglia con FIFA, non con me. No, proprio cutia. E me ne vai umidenna, che mi preparo la valigia. Che fa? Partilo, caroso. E se me ne vai lontano di ste male lingue. Arrivederci. Li 500 euro che ti dette ma moglie, te la regalo e faccio finta che feci beneficenza. Arrivederci. Povero cornuto pacifico. Peppe è un bravo caroso. E tu te ne volevi approfittare? Chissà è la categoria di gente perfetta per l'uminicchio come Mattia che se ne vanno approfittare. Bravi come la povera FIFA. Prima ti ci fregaste tutte le soldi della pensione e ora ti ci vuoi pigliare pure le soldi della banca per pagare le vezzi. Sei proprio bello spirito. Non sogno spirito, sogno uno che si arrangia per campare. Per campare le vizi del gioco. Purtroppo sì. Comunque, visto che ogni anno di off, mi sa che ti dico, me ne vai pure, mi raccomando, dopo domani vigno e mi fa trovare le sordi. Va bene, va tenne che fra 2 giorni ti faccio trovare tutto che c'è a dare, dai. E mi raccomando, non ti ce le pigliare tutte se 80.000 euro alla carusa. Ti potranno servire per la prossima volta che ieri ti do invito a restare a Tarrelegana. Bietro. Va bene, va tenne. Cornote tutte cose sanno, così rivolge e finisce di campare. E ora come faccio a trovare queste grane? Gli hai 2 giorni di tempo per trovarle. Ma che voleva che sto di tanto riservato? Gli avete stamattina che è fermo davanti alla porta, che pare che stava aspettando a qualcuno. Tale avattia che faceva tu la svelata. Ah, che sei cretino, io non ne faccio sfilata, io mi stavo facendo una passeggiata con Peppe per sbagliarmi lo senso, ma ormai la gente arrede anche se io non faccio le sfilate. Per io sogno la modella pazza che fa le sfilate a mezzo la strada, io la stiggia in fronte. Ti prego, FIFA, non partere io che ti voglio bene, resta qua con mia. Ti prometto che cangio, resto qua con te e manno fuori a tutti. Lo lopo perde lo pelo ma non lo vezio, lasciami ieri per la mastrata. E allora prestami 7.000 euro. Ma tu sei pazzo! Se i soldi non si toccano, io te lo dessi che a gioco c'è solo il risparmio di mia padre e mia madre. Io che di mia te l'aveva dato, ma tu non ne sapesti approfittare. Pensa che quando a mia mi serviva qualcosa, io mi ne iva a pigliare delle risparmi che aveva salvato. Lo saccio, ma non lo faccio io. Manco c'ho la delega della pensione voglio solo a tia. Io hai piangiuto assai nella mia vita e ora non voglio piangere più. Io ora mi voglio godere tutto quello che ho perso nella mia vita, lo sorriso nella faccia e nel cuore. E allora prestami questi 7.000 euro e ti giuro che da domani mi cerco un travaglio e ti restituisco fino all'ultima lira. No, ormai è troppo tardi per credere. Io che ho bisogno di te, viva, che stato non approfittava tu. Lo saccio, ma da ora in poi cangio. E se non ci credi, vigno con te in America. Ma quale America? Io non ti voglio con te all'America. Io già, lo destino, me lo fece trovare l'uomo giusto e lo sta facendo venire all'America con me. Peppe, Sì. ti metti con Peppe? Sì, signore, mi metto con Peppe perché i pazzi e le scimonete vanno d'accordo. Ma non solo che mi prestesse grana, e magari te ne va con Peppe. Sì, con Peppe, perché che c'è cosa? Ma tu sei pazza! Ah! Sei pazza! Certo che sono sei pazza! pazza! Ah! Sei pazza! 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 No! Io sono pazzo! Io sono pazzo! Io sono pazzo! FIFA, perché ti presenti a me prima del tempo che ti ho dato in dono? Perché non ero gradita sulla terra, davo fastidio.
vero. Tu sei una mia creatura, sei una come loro. Ma loro non mi hanno accettata, mi hanno rifiutata, mi hanno emarginata senza volere comprendere la mia condizione. Loro non sanno quello che fanno. I loro pregiudizi mi hanno tenuta lontana e rifiutata dalla loro vita. Allora vieni vicino a me. Vedrai che nessuno è immune del tuo stesso destino. Oggi è toccato a te, ma domani, chi lo sa, solo allora comprenderanno. Questo è un finale insolito, un finale che è diverso dai tutti gli altri finali a lieto fine che abbiamo messo sempre nelle nostre commedie. Sicuramente per molti è stato un finale con tanta amarezza, delusione, ma se avete provato veramente questo sentimento vuol dire che il nostro messaggio vi è arrivato, perché volevamo proprio farvi trovare cosa si prova in un passaggio così subito dal sorriso dalla vita al dolore dell'oppressione. Quindi se noi stasera ce ne andiamo con questo sentimento vuol dire che veramente un cuore ce l'abbiamo. Abbiamo voluto inserire nel finale due simboli principali della nostra commedia: le scarpe rosse per il femminicidio
E poi abbiamo portato l'ironia, l'ipocrisia dell'uomo che accompagna, porta la mimosa alle donne, sapendo poi quello che magari potrà succedere. Dall'altra parte un tema principale che abbiamo sviluppato nella commedia è il fiocco verde, che è il fiocco della giornata mondiale della salute, accompagnato con un fiore, una rosa, perché è così, proprio come un fiore noi dobbiamo trattare queste persone che soffrono di questa malattia, e a questo punto noi non possiamo permetterci il lusso di cambiare le sorti, perché la vita è un gran dono di Dio. E a questo punto voglio concludere la serata, visto che è il suo momento, con una bellissima frase che diceva spesso Papa Francesco: non lasciatevi rubare la speranza. Ebbene, noi questa sera vogliamo prenderci il lusso di aggiungere qualcosa e diciamo: non rubiamo la speranza a chi sogna di raggiungerla, come abbiamo fatto con FIFA. Grazie e buona serata a tutti. Un'ultima cosa vi chiedo, un applauso al nostro direttore artistico per il suo compleanno e chiudiamo in bellezza. Grazie, alla prossima. Questa vita che è solo un attimo, un lungo attimo, ma in fondo tu lo sai, quello che sento è vivere davvero ogni momento.